Si è concentrato nell'area tra Baldo degli Ubaldi, piazza Irnerio Boccea e piazza dei Giureconsulti il focus acceso dalla Questura di Roma sul quartiere Cornelia. La regia dei controlli è stata affidata al 13° distretto Aurelio che negli ultimi giorni, avvalendosi della collaborazione dei cinofili della Polizia di Stato, del personale del reparto mobile di Firenze e degli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, ha messo in campo servizi mirati dislocati tra i principali assi viari della zona e di locali che vi insistono. Il bilancio dell'attività svolta conta 125 persone controllate, 52 delle quali gravate da precedenti penali e di polizia. 3 di queste, di origine extracomunitaria e prive di documento di identità, sono state accompagnate presso l'ufficio immigrazione della Questura per gli approfondimenti necessari in merito alla loro posizione sul territorio nazionale. Per un giovane trovato in possesso di sostanza stupefacente per uso personale è scattata la segnalazione alla prefettura di Roma. I controlli degli agenti si sono orientati anche sugli esercizi commerciali. Nei confronti di 3 titolari di 6 sottoposti a compiute verifiche sono state comminate sanzioni amministrative per la somministrazione di alcolici oltre l'orario consentito e per la vendita di alimenti non più idonei al consumo in quanto scaduti, con contestuale sequestro della merce. Particolare attenzione è stata poi riservata alle sale scommesse, per 2 delle quali sono scattate sanzioni connesse alla violazione della normativa vigente che disciplina l'esposizione della cartellonistica delle sostanze alcoliche.